Il Senegal è diventato un paese indipendente grazie a Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, conosciuto come il servitore del profeta. In questo video scopriremo insieme chi è Sheikh Ahmadou Bamba, l'uomo che ha salvato il popolo senegalese. Sheikh Ahmadou Bamba, Ahmad ibn Muhammad ibn Habibillah, detto Khadim Rasoul, che in arabo significa servitore del profeta Maometto, figlio di Mamor Anta Sali Mbacké, marabutto della confraternita di Khadir, la più antica del Senegal, e di Mame Diarra Bousso, detto Mariama Bousso. Serigne Touba è nato nel 1853 a Mbacké, l'antica Mbacké Bawol. Khadim Rasoul è un musulmano sufiyastico e mistico che scrive di Tawhid, Fiqh e Tasawwuf, come pure di grammatica. La maggiore parte della sua opera scritta è mistica e dedicata principalmente alla glorificazione di Dio e alle preghiere e alle lodi del profeta Maometto. Sheikh Ahmadou Bamba viene arrestato dall'autorità coloniale che lo richiudono nella prigione di Saint-Louis, sede del governatore di l'AOF, Africa occidentale francese. Il 5 settembre 1895 Sheikh Ahmadou Bamba ha affrontato il Consiglio della Corona Saint-Louis, un processo unico che la storia ricorderà per sempre. Il processo del 5 settembre 1895 fa parte di questa spieta lotta per sostituire la cultura islamica con un'altra cultura e un'altra religione. L'obiettivo di questo processo era quello di porre un freno netto e definitivo ai valori della cultura e della civiltà insegnati da Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. E così Sheikh Ahmadou Bamba fu mandato in esilio nel 1895 in Gabon.